Buongiorno bambini, bentornati! Vi ricordate che le volte scorse abbiamo imparato a dire il nostro nome in patois? Zo, sei, Yvette. Ora faremo un gioco per imparare a chiamare un nostro amico accanto a noi. Lo vedete lo spazio vuoto accanto a me? Sto aspettando qualcuno, quindi dirò Vincent, ven her à me. E Vincent si sposterà fino a sedersi accanto a me. Ora però c'è un problema. Eliseo ha uno spazio vuoto accanto a lui, quindi chiamerà Sylvie dicendo Sylvie, ven her à me. E Sylvie si sposterà vicino a Eliseo. Ora bambini, tocca a voi. Ravalăm coloferen pe gave di pastis, caia papă mărdă la tortiglionză presso vis, me si presta mutesima. Ravalăm, 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 baiametto un chiar. Ravalăm, ravalăm, am malheureuse princesse blonda, arbelieie de bleu velours, ni trésor la pour sentir. Usance de notre chanson, ravalăm come l'offerem per gave di pastis, caia vappero mărdă la tortiglionză presso vis, me si presta mutesima. Ravalăm, 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 baiametto un chiar. Reine, 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 aravam cerca cu te la conta, hanno feie da dönge pu, non è fatta con un dragon. Usance de notre chanson, ravalăm con l'offerem per gave di pastis, caia vappero mărdă la tortiglionză presso vis, me si presta moltissima. Ravalăm, 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 baiametto un chiar. Renche vo, a vila muta magi puissanta, a revede piassove, muta scelta in ravalăm. Usance de notre chanson, ravalăm come l'offerem per gave di pastis, caia vappero mărdă la tortiglionză presso vis, me si presta moltissima. Ravalăm, 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 baiametto un chiar. Ravalăm come l'offerem per gave di pastis, caia vappero mărdă la tortiglionză presso vis, me si presta moltissima. Ravalăm, 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 baiametto un chiar. Sole. Minon, vous vous rappelez you que nos sommes arrivés où la conta lo que passò? E poi long lo tende densitator, I pensievera non. Je si totta soletta se, e ja pugnon, chi venne trovà. Je pusso po surti, cose lang merio in mue. E pesen che ze apre e in mue de baghe, pe fai passare lo ten. Clöte de den la tor, e aveten sen che jave a disposition, Ravanon gli ha découvert un mouet d'activité à faire. Chaque matin, après chez Tre Rochats, la bouebetta y fait de genoux. Il se lave les dents. Et puis, il vient à chanter les vieilles chansons que son papa grand gli avait appris. Quand il chantait, il sonnait comme le violon.
so po si zante e son a modo. Ma se n'intracasse po, ia pognon chi le cutte. E ia coapre a danza. Cane scelagne de soa, Ravanon i va alla finestra e i prezze a ue scesa miss. Buongiorno, perché da pavegliola, i di Ravanon. Iglio i apre la lenga de tutte le becchie du bec. Le pavegliole, le sujets qui volent autour de chafetra. Les vierzas qui grimpent dessus les arbres à côté de la tour, ils sont chez amis. Ravanon, il s'amuse qu'à étudier de temps en temps. Les sujets qu'il préfère, ils sont les légendes de la Valle d'Euta. Il les connaît toutes à mémoire. Devant des chaînes drumis, Ravanon, il est toujours en bocon. Ten conta d'un livre qui trouve dans la bibliothèque de la Tor. C'était conte i prezon di faie, di ogre, di princesse. Il anne surtout les livres d'avventura. Così che buzze po de la Tor, la bebetta i voyage in mue, a la fantasie, i sonze a les jouets verts e découvre des carrés magnifiques. Le giornò, così si totta soletta, i passon vitto se, e veo da tuvetosce pusson fai clotte de denator, i di Ravanon. Est-ce que Ravanon peut faire tout ce qu'elle veut dans la tour? Na, i pupo fai tossen chi vu clotte de denator. Cosa si può fare nella torre? Put fai la sendegion, brossesse le den, danchi, sante le zanhon che ya tapre du pagro e sui lo violon. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans la tour? Surti e vere le zen. Chi sono i suoi nuovi amici? Son la paviola, le verzah e le usé. Où rêve-t-elle d'aller? I sonze de là de dendecare bien loin. Don camina, per fare i Joan, gli manca della vostra immaginazione. E in più e pai. Se me sarasson in tenator, presto lo sac. E gli butto de dun. Quindi ragazzi, la formula è questa. Se mi chiudessero in una torre, preparo uno zaino e ci metto dentro aia, ogni dun, giuntasse cazzosa che la mei e portesse a pre. E invio zo. Se me sarasson in tenator, presto lo sac e gli butto de dun in palom. Aia tuzza a sé. Se me sarasson in tenator, presto lo sac e gli butto de dun. Le ballon e la chitarra. Se me sarasson in tenator, presto lo sac e gli butto de dun. Un palon, una chitarra, un libro. Se me sarasson in tenator, presto lo sac e gli butto de dun. Un ballon, une guitare, un livre et de crayons. Aia, contenevate vosatre. Adesso bimbi facciamo il gioco del lenzuolo, lo linshu. Ognuno di voi sceglie un oggetto o un'attività che ha imparato in questa séance. Ad esempio, leggere, le, cantare, santà. Oppure potete aiutarvi da queste immagini che vi abbiamo mandato.
Musica, musica. Carte, carte. Chitarra, chitarra. E via dicendo. Dopodiché vi dividete in 2 squadre. Ognuno di voi si presenterà dicendo je suis e il nome dell'oggetto o dell'attività che ha scelto. 2 bambini a turno si avvicinano al lenzuolo alzato. Quando il lenzuolo scende, il bambino che indovina per primo il nome dell'altro guadagna un punto. 1, 2, 3. Libro! Ballon. Brava Valérie! Un point per l'équipe de Valérie. Prouven torna. 1, 2, 3. Zat. Cool! Bravo Rémi! Un point per l'équipe de Rémi. Le ali, na na na. La creta, na na na. Le corna, na na na. Le zampe, oi oi oi. Le zampe sono di me.